ritrovata in casa senza vita lo scorso 20 novembre a Marano Vicentino, uccisa da un colpo di pistola alla testa. Oggi i carabinieri di Vicenza hanno fermato il marito della donna. Batterio killer, sono circa 10.000 i pazienti operati nelle cardiochirurgie del Veneto potenzialmente interessati che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici. È passato un mese esatto dalle drammatiche giornate che hanno cambiato i territori della montagna veneta. Dopo appena 30 giorni quei luoghi, grazie all'impegno di molti, si sono risollevati. 2 medici dell'ospedale di Cittadella sono indagati per omicidio colposo per il decesso di un 24enne di Tombolo. Il giovane era morto per un arresto cardiocircolatorio. Paura ieri sera a Mestre, 2 banditi con il volto coperto hanno puntato la pistola contro un orafo davanti alla sua abitazione e si sono fatti consegnare una valigetta. Torna a casa, ti vogliamo bene, se ci sono problemi li risolveremo insieme. L'appello della figlia di Teresa Azzolini, la 54enne scomparsa da Carmignano di Brenta 2 settimane fa. Un nuovo ambulatorio dedicato alla cura di una patologia femminile invalidante come l'endometriosi è stato inaugurato all'ospedale di Oderzo, nosocomio di centro di un importante intervento di riqualificazione. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca con la svolta nelle indagini dopo la morte di una donna ritrovata qualche giorno fa all'interno della sua abitazione a Marano Vicentino, uccisa da un colpo di pistola. Ebbene, alle prime ore di questa mattina è stato fermato il marito della vittima, ma ci aggiorna in diretta il nostro Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Stamattina all'alba, come hai anticipato, dopo un lungo interrogatorio, è stato arrestato con l'accusa di omicidio Angelo Lavarra, marito separato ma convivente di Anna Filomena Barretta, che qualche giorno fa, il 20 novembre, è stata trovata morta nella sua camera da letto nell'appartamento di Via Aldo Moro a Marano Vicentino. A ucciderla era stato un colpo di pistola partito dall'arma del marito, guardia giurata di 43 anni, ed era proprio stato il marito a lanciare l'allarme al SUEM e ai carabinieri. Secondo la prima ricostruzione fatta dagli investigatori, Angelo Lavarra era rincasato attorno alle 5:30 del mattino, dopo il turno di notte, dopodiché verso le 9 avrebbe avuto una accesa discussione con la moglie che era arrivata nella casa coniugale per questioni legate alla separazione. Ebbene, la disgrazia sarebbe avvenuta un'ora più tardi, verso le 10 del mattino di quel martedì 20 novembre. Fin da subito il marito si era detto sconvolto per il suicidio della moglie, ma la madre di Anna Barretta aveva immediatamente avvertito i carabinieri. Mia figlia, aveva detto, non lo avrebbe mai fatto, io la conosco, non si è suicidata. Ebbene, gli investigatori oggi le danno ragione. Al termine di serrate e stringenti indagini condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Vicenza e della compagnia di Thiene, sono stati raccolti, grazie anche all'ausilio tecnico e scientifico del RIS di Parma, indizi che hanno escluso il suicidio della donna e indotto ad adottare quindi il provvedimento restrittivo cautelare in carcere per l'ex marito. Il giudice per le indagini preliminari sarà chiamato proprio nelle prossime ore a valutare gli elementi probatori raccolti ed eventualmente a convalidare l'atto. Direi che per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro Carlo Inghilleri. Ed ora parliamo di batterio killer perché sono circa 10.000 i pazienti operati nelle cardiochirurgie del Veneto potenzialmente interessati che verranno contattati per valutare eventuali approfondimenti clinici da quello che è stato definito il batterio killer presente in uno strumento per cardiochirurgia malfunzionante. Lo ha deciso a Padova il gruppo tecnico della Regione Veneto per la prevenzione e la gestione delle infezioni in soggetti sottoposti ad interventi cardiochirurgici in relazione alla vicenda del Mycobacterium chimera, il batterio killer contenuto nei macchinari per la regolazione della temperatura dei pazienti, che ha provocato 16 casi di infezione, di cui 14 in Veneto con 6 decessi. I pazienti riceveranno una scheda informativa contenente le informazioni sui sintomi e l'indicazione dei numeri di telefono da contattare per qualsiasi evenienza e per gli eventuali approfondimenti clinici necessari. Il gruppo tecnico sottolinea poi che i macchinari presenti nelle cardiochirurgie di tutti gli ospedali veneti sono già stati messi in sicurezza.
Parliamo del maltempo perché è passato esattamente un mese dalle drammatiche giornate che hanno cambiato i territori della montagna veneta e danneggiato le aree a ridosso del fiume Piave. Per giorni e settimane vi abbiamo raccontato, documentato un Veneto piegato da danni quantificati in oltre 1 miliardo di euro e che non ha mai smesso di lavorare per ricostruire, che da oggi chiusi gli ultimi centri operativi comunali che hanno garantito il coordinamento dei soccorsi, è impegnato nella fase post-emergenziale. 5 morti, centinaia di evacuati, 400 km di strade danneggiate, case scoperchiate, 100.000 ettari di bosco schiantato al suolo, danni complessivi stimati in oltre 1 miliardo di euro. A memoria un evento meteorologico mai registrato in Veneto, più tremendo ancora della disastrosa alluvione del 66, perché alla furia dell'acqua stavolta si è unito il vento, le cui misure hanno eguagliato quelle degli uragani che squarciano le città delle coste statunitensi. L'emergenza in tutta la regione scatta giorno 27, quando i previsori di ARPA, seguendo il vortice che sta calando dal nord Europa, intuiscono le proporzioni distruttive dell'evento che si sta avvicinando al Veneto. La decisione immediata della struttura di protezione civile regionale, d'intesa con le prefetture, di dichiarare dapprima la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, poi degli uffici pubblici, seguiti nell'area dolomitica dall'invito alle aziende di anticipare la chiusura delle fabbriche, si rivela salvavita nelle 4 ore più cruciali dell'episodio di maltempo che fra le 18 e le 22 del 29 ottobre cambia la morfologia di intere aree del Veneto, dalla montagna al litorale. L'acqua travolge il bypass del ponte sul Piave a Susegana, riaperto poi a tempo di record, e il ponte di Barche a Eraclea. A Belluno il Piave esonda, in città erade al suolo il parco fluviale di Lambioi. Le golene vengono sommerse da 3 metri di acqua e fango, e in montagna le colate di detriti invadono paesi e villaggi. In laguna l'acqua alta, che raggiunge il suo record storico, invade e danneggia gravemente la Basilica di San Marco. A guardarlo oggi quel Veneto ferito stringe ancora il cuore. Dove non sono arrivati subito i soccorsi è stata la popolazione laboriosa per antonomasia a non perdersi d'animo e a rimboccarsi le maniche. È passato il peggio, un mese dopo Feltre è un'altra cosa. A Feltre i feltrini sempre forti perché si danno a fare. Che cosa si ricorda di quella sera? Tremava la casa come il terremoto, si è perfino rotta in parte. Sono più di 200 le abitazioni danneggiate, mentre oltre 100 sono i milioni di danni riportati dalla rete idraulica, 260.000 le utenze elettriche saltate, 1.800 i generatori messi in uso, molti dei quali attualmente garantiscono l'energia alla parte alta della provincia di Belluno, più volte indicata come l'epicentro del maltempo di un mese fa. Commissario delegato per gli interventi è Luca Zaia, nominato con ordinanza firmata dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. La grande sfida, ha detto il presidente del Veneto, è recuperare i danni subiti dalle strutture pubbliche e private, ma il ritorno alla normalità non può prescindere dalla necessità di rispondere all'immane catastrofe che abbiamo subito nei boschi, con 100.000 ettari rasi al suolo. Questa è una sfida unica e nuova per il Veneto e per l'Italia, dove un danno del genere non si era mai verificato prima. Intanto, secondo il PD, a pagare i danni del maltempo nel bellunese dovrebbe essere in parte la Regione. Di tutt'altra opinione la maggioranza di Luca Zaia, che intende ottenere dallo Stato e dall'Europa i fondi necessari. La Regione Veneto stanzia immediatamente 70 milioni per l'emergenza maltempo nel bellunese. La richiesta arriva dai consiglieri del Partito Democratico durante la discussione sulla manovra di bilancio 2019. Abbiamo proposto con una serie di emendamenti una manovra emendativa per finanziare con almeno da subito 70 milioni di euro tutte quelle attività che sono state danneggiate, in particolare le viabilità, le strade e tutti quei servizi che i comuni si sono visti interrompere e per i quali hanno dovuto già sborsare parecchie migliaia di euro per riparare appunto tutti questi guasti. L'unico modo per tirar fuori 70 milioni in questo momento, ribatte il vicegovernatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, sarebbe mettere le mani nelle tasche dei veneti con un'addizionale IRPEF. Non abbiamo alcuna intenzione di farlo in un momento in cui il presidente Zaia, in qualità di commissario, sta trattando con l'Europa e con Roma per ottenere i fondi necessari alla ricostruzione.
Passerebbe ancora il messaggio che i veneti non solo hanno spazzato le strade, hanno liberato appunto le rocce e le difficoltà che ci sono e che tutti hanno visto, tutto il mondo ha visto in 15 giorni, ma di fatto ci mettono anche i soldi per mettere a posto il mal capitato e quindi il disastro che è capitato in questi nostri territori. L'Europa ci ha chiesto un dossier per il Fondo di solidarietà comunitario, ricorda Forcolin, mentre nella legge di stabilità nazionale vi sono impegni precisi a mettere nero su bianco contributi per il Veneto. Sarebbe assurdo quindi oggi mettere una manovra finanziaria ancora prima di capire quanto potrà l'Europa da una parte e il governo dall'altra darci una mano. Noi contiamo in un piano del commissario e soprattutto pensiamo che i veneti che oggi stanno chiedendo maggiori forme di autonomia non devono essere ulteriormente tassati. La cronaca, la procura di Padova si avvia a chiedere il processo per 2 medici, sentiamo perché. 2 medici dell'ospedale di Cittadella sono indagati per omicidio colposo per il decesso di un 24enne di Tombolo affetto da attacchi di depressione acuta che era stato ricoverato il 5 gennaio del 2015 per una crisi psichiatrica. 12 giorni dopo il giovane era perito per un arresto cardiocircolatorio. Secondo l'autopsia e le analisi tossicologiche sarebbe stata somministrata una dose eccessiva di farmaci narcolettici. A distanza di 3 anni la procura di Padova ha chiuso le indagini e si avvierebbe a chiedere il processo per omicidio colposo ai 2 medici che l'avevano in cura. Adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che ci racconta della rapina subita ieri sera davanti a casa da un orafo a cui i banditi gli hanno puntato la pistola contro. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove ieri sera intorno alle 19:30 in zona Gazzera un artigiano orafo è stato rapinato. I ladri l'hanno seguito fino alla porta di casa per poi puntargli una pistola in faccia e farsi consegnare una borsa in cui pensavano che la vittima tenesse il proprio campionario. Un uomo col volto coperto da un cappuccio è sceso rapidamente trascinando l'artigiano sulla recinzione di casa, mentre l'altro è rimasto in macchina pronto per fuggire. A quel punto l'aggressore ha estratto una pistola puntandola contro l'orafo. Dammi le borse, gli ha urlato. L'artigiano non ha opposto resistenza e dunque ha obbedito, ma all'interno di quella borsa non c'erano i preziosi, solamente il computer e un cellulare. Il bandito quindi è rientrato in auto ed è fuggito insieme all'altro, solamente che nella fuga hanno strisciato la fiancata dell'auto contro il muretto di cinta. Un particolare che poi è stato diffuso a tutte le pattuglie dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Mestre, che poi sono intervenute chiamate dall'uomo sotto shock. Già da oggi i militari dell'Arma passeranno al setaccio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza privati della zona per vedere se riescono a rintracciare quell'auto e dunque risalire ai ladri. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Buon lavoro Ilaria Marchiori. E giorni d'angoscia per i familiari di Teresa Azzolin, la donna scomparsa il 13 novembre da Carmignano di Brenta nel Padovano. Ora arriva l'appello della figlia. Mamma, noi siamo qui tutti che ti stiamo aspettando. Noi ti vogliamo un sacco di bene. Nessun problema, se ci sono qualche problemi da risolvere li facciamo tutti insieme, li risolviamo e non ti preoccupare, ti stiamo qua, ti stiamo aspettando, torna presto, ti vogliamo un sacco di bene. A parlare con la voce spezzata dal dolore e dalla preoccupazione Roberta, una delle figlie di Teresa Azzolin, la donna di 54 anni scomparsa da Carmignano di Brenta circa una settimana fa. L'ultima volta che marito e figli l'hanno vista aveva detto loro che sarebbe uscita per andare al lavoro e poi far la spesa, ma da quel momento di lei non si è più saputo nulla. Quando i familiari non l'hanno vista rientrare hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno localizzato il cellulare in piazzale della stazione a Vicenza. Quando sono arrivati sul posto parcheggiata c'era l'auto di Teresa, questa Toyota Yaris rossa. All'interno gli investigatori hanno ritrovato il cellulare e un giubbotto da uomo che nessuno della famiglia ha riconosciuto. Pochi giorni più tardi a casa della donna arriva una lettera spedita dalla Lombardia. La calligrafia è quella della 54enne, poche righe nelle quali Teresa chiede di essere dimenticata. Passano i giorni e arriva un'altra missiva, scritta sempre dalla donna. Poi il silenzio, un silenzio che con il passare dei giorni sta diventando insopportabile per il marito e i figli che vogliono lanciare un unico messaggio a Teresa. Insieme risolveremo ogni cosa, ma torna a casa. E continuano anche le ricerche di Mauro Tomietto, il manager di nazionalità francese, scomparso nel nulla da martedì scorso. Ha lasciato la sua casa a Farra di Soligo, nel Trevigiano, e non ha più fatto ritorno.
Svanito nel nulla per il momento, senza alcun motivo. Non avrebbe lasciato nessuna lettera. Mauro Tomietto, 55 anni, manager della De Rosso Mobili. L'uomo è residente a Fara di Soligo assieme alla moglie e 2 figli. La mattina del 27 novembre è uscito di casa non facendo più rientro. In tarda serata i familiari preoccupati hanno subito lanciato l'allarme. Immediate le ricerche che per ora però non hanno dato alcun esito. L'auto del 55enne, una Citroen C5 di colore nero, è stata ritrovata abbandonata ieri mattina dai vigili del fuoco e dagli uomini delle forze dell'ordine nel comune di Nervesa della Battaglia. La vettura è stata rinvenuta in una stradina che porta verso il Greto del Piave. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno iniziato a dragare anche il corso del fiume fino a tarda serata per riprendere questa mattina con le prime luci dell'alba. Ma del manager nessuna traccia. Tomietto aveva portato con sé il portafoglio con i documenti ed il cellulare, ma il telefonino risulta sempre spento. I soccorritori lo stanno cercando ovunque ed i carabinieri hanno subito attivato le procedure di ricerca diramando segnalazioni in tutta Italia. Restiamo nella Marca trevigiana con la cronaca, con lo schianto tra 2 furgoni avvenuto ieri sera. Rimane in terapia intensiva, in prognosi riservata, il 20enne coinvolto ieri nel grave incidente, ferito il conducente dell'altro mezzo. Uno schianto fra 2 furgoni ieri in serata a Cimadolmo. Il grave incidente è avvenuto in via Stabiuzzo. Nello scontro frontale sono rimasti feriti un 20enne di Ormelle e un 64enne di Codognè. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime, mentre il 64enne non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato presso il pronto soccorso di Oderzo. Da una prima ricostruzione sembra che uno dei 2 furgoni abbia preso una curva troppo larga e che le ruote siano finite dentro il fosso. Così il conducente avrebbe tentato di riportare il mezzo in strada, andando però a sbattere frontalmente contro un altro furgone che proveniva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti gli uomini del SUEM 118 e i vigili del fuoco di Treviso. Per i rilievi di legge la polizia stradale. Nuove iniziative contro lo spaccio di droga a Padova. La prefettura infatti è pronta a mettere in campo lo strumento del DASPO. Anche la prefettura è pronta a mettere pressione sugli spacciatori a Padova e lo farà con lo strumento del DASPO, come annunciato dal prefetto Renato Franceschelli. Già una trentina i provvedimenti emanati a carico dei pusher per costringerli ad abbandonare le zone della città più a rischio. Le forze dell'ordine utilizzeranno anche le telecamere collegate alle targhe delle auto per monitorare gli spostamenti degli spacciatori, e altri strumenti di contrasto saranno la rivitalizzazione della città affidata alle iniziative degli studenti universitari e la cosiddetta cittadinanza attiva, ovvero il controllo di vicinato, soprattutto nelle zone meno abitate. Gruppi di cittadini coordinati tra loro e adeguatamente formati per raccogliere le segnalazioni e girarle alle forze dell'ordine. Necessario in questo caso che i responsabili dei gruppi facciano però da filtro per evitare il rischio che le forze di polizia vengano sommerse di segnalazioni. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato riabilita il regolamento del Comune di Selvazzano per sale giochi e locali con slot machine. Colpo di scena sul regolamento comunale di Selvazzano Dentro per sale giochi e locali con slot machine. Il Consiglio di Stato ha capovolto la decisione del TAR del Veneto, che un anno fa aveva bocciato le nuove disposizioni ritenendole talmente sproporzionate da precludere quasi ogni attività di gioco sul territorio comunale. Il Consiglio di Stato viceversa ha riconosciuto sul tema un'ampia discrezionalità del Comune e il cosiddetto distanziometro di almeno 500 metri da siti ritenuti sensibili nel contrasto alle ludopatie come una decisione adeguata alla consistenza del problema. L'assessore regionale Luca Coletto è stato nominato sottosegretario alla sanità. Soddisfazione è stata espressa dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto è una bella notizia perché con questa nomina si riconosce il valore del lavoro fatto in questi anni sulla sanità veneta. Ringrazio, continua Zaia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma anche il Vice Premier e Ministro Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata, indicando politicamente un uomo del Veneto che non ho dubbi garantirà non soltanto grandi risultati, ma porterà anche quella visione di grande efficienza peculiare del Veneto nella qualità delle cure, nel rigore sull'erogazione dei servizi e sulla spesa, sulla lotta agli sprechi, sull'innovazione tipica della nostra regione.
Continuiamo a parlare di sanità con un nuovo ambulatorio dedicato alla cura di una patologia femminile invalidante, ovvero l'endometriosi. È stato inaugurato all'ospedale di Oderzo Nosocomio, al centro di un importante intervento di riqualificazione. Un nuovo servizio d'eccellenza all'ospedale di Oderzo per l'inquadramento ed il trattamento dell'endometriosi, una struttura che eviterà alle donne affette da questa patologia di andarsi a curare in altre province o fuori regione. Abbiamo attivato nella ginecologia ostetricia di Oderzo questo nuovo ambulatorio, che poi è correlato a quello della procreazione medico assistita, perché la donna purtroppo che ha l'endometriosi ha anche un'infertilità, quindi le due cose abbinate per fare una squadra, un gruppo che lavora in tal senso. L'endometriosi è una patologia femminile diffusa ed invalidante con un picco di incidenza nelle giovani donne. Una donna su 10 è affetta da questo tipo di patologia, che ha diversi livelli di manifestazione clinica e quindi diversi stadi, e che può essere però anche molto aggressiva e invalidante. È un tassello che si incastra bene anche nella nostra realtà, perché uno dei problemi dell'endometriosi, uno dei più importanti problemi e conseguenze dell'endometriosi è l'infertilità femminile, che colpisce il 30-40% delle donne affette da questa malattia. L'ospedale di Oderzo è stato oggetto anche di importanti lavori di riqualificazione che continueranno anche nei prossimi mesi per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. L'ospedale di Oderzo per noi è strategico, abbiamo sostanzialmente sistemato tutta l'area medica creando un reparto nuovo all'avanguardia, stiamo lavorando sull'ortopedia e stiamo lavorando soprattutto sulla refrigerazione e tutta la potenzialità elettrica dell'ospedale, perché era di qualche anno fa, e quindi stiamo investendo circa 3 milioni di euro per riammodernare questo ospedale. Nella rinnovata medicina ora sono disponibili 10 nuove stanze da 2 letti più 2 camere singole. Questo permette naturalmente di assistere più adeguatamente i pazienti in fase terminale oppure i pazienti che hanno necessità di isolamento. E adesso andiamo in centro a Treviso, dove si è dato ufficialmente il via al Natale 2018 con l'inaugurazione della Loggia Incantata. Gli alberi e la vegetazione, la suggestiva illuminazione e lo scenografico murale omaggio alla storica libreria Tarantola, l'inaugurazione della Loggia Incantata dal via agli eventi natalizi a Treviso. Da oggi la loggia assume un'altra veste, da luogo di degrado e abbandono, seppur bello, oggi è diventato centro di cultura e di grande eleganza della città, il vero biglietto da visita della città di Treviso. Con la trasformazione di uno dei monumenti simbolo della città, la Loggia dei Cavalieri, appunto in una foresta incantata, Treviso inaugura gli eventi del Natale 2018 che avranno il cuore pulsante proprio qui. 40 eventi gratuiti per i cittadini che andranno a inserirsi in una programmazione di Natale molto più ampia, che vedrà ben oltre 100 eventi distribuiti in tutta la città, dal centro ai quartieri. Bosco, illuminazione, artisti, a Natale Treviso si riappropria della loggia. Riappropriazione culturale di questo luogo, che è una storia importante, è stata creata intorno alla metà del 1200 per i cavalieri dell'epoca, quindi per scopi culturali ma anche ricreativi, e poi simbolicamente, ed ecco la ragione di questa installazione artistica di 15 metri, è un simbolo della rinascita culturale del dopoguerra, perché dal 1944 è diventata la sede della libreria Tarantola. Quindi il fatto di unire questo, quindi unire la storia ma anche interpretandola con il presente, perché quest'opera che vedete è stata realizzata da un artista, è per significare cosa e come dovrebbe essere vissuto questo luogo. Coinvolti anche gli studenti del Mazzotti, che nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro ogni giorno racconteranno ai passanti la storia della loggia e cosa questo luogo abbia rappresentato nei secoli per la città di Treviso. Vi lascio ad ore 13 e come ogni giovedì appuntamento con CGIL Risponde, si parlerà di appalti, burocrazia e di consigli insieme a Mauro Visentin della Fillea Treviso, Antonio Ventura, coordinatore Ufficio Vertenze Treviso, e Fabio Zamperla dell'Ufficio Vertenze Treviso. Questa sera invece 20:10 sarà dedicato all'anniversario, un mese dall'alluvione, dal maltempo che ha devastato gran parte del territorio veneto. In collegamento da Rocca Pietore il sindaco Andrea De Bernardini. Vi lascio previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto sarà asciutto e decisamente anche soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in lieve calo con minime tra -2 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato. Il sole quindi la farà da padrone e il cielo sarà sereno quasi ovunque o al massimo poco nuvoloso. Temperature in diminuzione con minime tra -2 e 0. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche velatura nella prima parte della giornata sui settori meridionali, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 10 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.